Sapessi che mi piacere chi fa vedere. Ma piacere Vasco! Hai venuto di bello stare a fare per noi. Ah, e allora questo non è un regalo, ma è un regalone. È un regalone. Ma sì, che piacere. Grazie. Che piacere. Andiamo a cercare. Ecco qua. Lascia qua però adesso parliamo da veri uomini, ma soprattutto da amici. Questa non è una gioia, ma mi rendo conto che è un fastidio grosso assai. Però che vuoi fare? Con un po' di tempo mi supportavo. E pure voi signora. Ma che stai dicendo, Filippo? Sì, accettate questo rompimento di scatole come un'opera di carità. Niente meno. Sì, Pasqua, è un fatto di orgoglio. Tu lo sai che io vivo con mia sorella ed ho litigato con il marito. Sì. E mo non posso più tornare a casa, perché chi non la buffeva alzata! Addirittura. Non ti preoccupare, poi è come se fossi a casa tua e non devi temere io. Speriamo. Solo mi dispiace che sei arrivato in un brutto momento. Vedi Filippe, la nostra famiglia sta passando un brutto momento. Brutto Pasquale, amico mio, ma tu lo sai che io soldi non ne tengo. Non ti preoccupare Filippe, questa volta non si tratta di soldi, non si tratta. Eccola là, il cuore di papà, eccola là. Quanto potere mamma, ma come c'è una meraviglia? Allora Filippe, io non dormo più la notte, devo dormire di giorno Filippe, così non incontrerò più gente. Ma insomma, ma che lo spiegare? Che si La manichina me la state dando a me, va bene? Tengo a dire se c'è poi qua Filippe, sulla bocca dello stomaco. non Vasco, e quindi ma che mica tu? Me lo fatta così grave. Ma dopo, Filippo, aspetta, non ve lo spiego. Ti va a dire. Dunque, Filippo, voi la vedete a mia figlia? Modestamente, tieni un po' di avvenenza. Un po' così. Io non volevo che questa grazia di Dio andasse sciupata come è successo a me, vedete che succede? Mia moglie, hai dato i cuffietti innanzitutto. Figlio, dice come facciamo una tua porco, dunque, Filippo, come vi stavo dicendo, io sono stata a Roma. Ah, no. Non si sente? Come tu sei proprio l'accento? Ma no, per vedere se volevo buttare a mia figlia di do cinematografo. E perché non ci capiti? A Roma stanno i bidoni più rossi. Signore, ma mi registra? E a registrare i miei salari vergogna. Ma un furbiano, io so che c'è mia figlia, se non ha fatto qualche cosa di Oh, nuovo. amore Dio. Filippo, quella è una ragazza, è comparsa una sola volta dentro al film. Ma com'è comparsa dentro al film? Tu mi devi spiegare a Filiberto com'è Ma non comparsa. spiego, tu come è comparsa? È comparsa insieme a altre ragazze che stanno facendo il bagnetto in un laghetto. Nuda, Filipe, nuda come l'ha fatta mamma. Eccola là, la santocchia di papà, eccola là. Gesù. Beh, e come si chiama sto film? Non si tratta neanche di un minuto, come faccio a spiegare? Come ci rimane, vai fatto? No, non l'hai mai fatto. Dunque il registro l'ha preso un sciacca mazza e un sciacca. E meno male che non sciacchiamo tutto il film. Ma non sciacca, ma sciacca di sciacca, sa? Gesù. Pasca, così con curiosità, ma come si chiama sto film? Filippe, e poi non parlo nemmeno con la mia lingua. Ah, no. Parlo francese. Parla francese! Sì, Filippe, quella mia figlia tiene la doppiatrice. La doppiatrice, ignorante. Eccola là, è stata a Roma, Filipe, e non sapeva parlare manco cinematografo. Ma chi sta di chiaro? E questa è la disgrazia di Filipe. Appena l'hanno saputo in tuo paese, ce ne fosse stata una che non fosse uscita a parecchio il lufatente qui. Hai capito? Ma tutta rocca Letizia conosce mia figlia così, nuda come l'ha fatta mamma. Gesù.
Ma tu pulissi a bere pure tu. Basta, che mi vedi? Che mi parlo Tu me lo chiedi con Ma guarda, prima marcato! Penso che aspettare! Dobbiamo dire polizia a Mariglia, Filippe, in questa casa si piglia Marichino con un caffè. Filippe, quali erano tutte ragazze di un po' passata che si stavano facendo il bagnetto? E il bagnetto? Ah, e allora si spogliavano santamente. Lascia quando mi ha mi fa attaccare! Io l'ho fatta la grande incoscienza tua! Sì, ma te l'ho fatta partire vestito, te l'ho fatta partire. E tu me l'hai fatto tornare a spogliare. Che sei curioso? Gesù! Che ero presente io, sorprendo sempre! Mi facevano stare a me, sorpresa! No, che le poi non ne fanno stare. Io provai ad andare, ma quando il registro mi vide disse: ah no signora! Via, 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 via! Adesso dobbiamo girare una scena molto, ma molto seria. Gesù Filippe, io sapevo questa scena sempre riccia. E disse la raccomandai pure. Dissi mi raccomando, fatelo osservare bene, oh mio figlio! Dicendo E tu neanche sapevi che pure per il rosse. Ehi, che linea ci sta Luca perché se muovo con mano che poco buono, se devo imbarazzato come se non sugli agafano che sa tutti gli uguali giù. Hai capito? Hai capito Filippe? Si è messa vergogna, si è messa. Ma non ti preoccupare, tutto ti faccio sentire io, pazza. Ti faccio sentire una ragione. Oh mamma mia! Ma che mi sta facendo ragione? Ma che Mustafa, Filippe, che Mustafa? Sto parlando del fidanzato di mia figlia. Quello è promissato un bravo giovane che sta in Germania. Un giovannino del prete, detto, oh si gioca. Vasco, come dice brutto sei sto? Per via che da piccolina, cucciava lei sei dentro dai salesiani, questo è tu? No, quella è proprio affezionata alle sede, Filippe. E mo dicono che quando si arrabgia, il seggio, il fallo, ne può 30 in bagno, rompendo 15 seggi capa uno. Oh, si giocare! Si gioca. Mamma lo fa! Non si giocare! Non sa film! No, Filippe, quello qua sta il punto, noi non lo sappiamo. Questo giovane lavora all'estero e arriva oggi da Germania. Ehi, sei vatta a me! E poi guardo come da boffa e mazzate questo sì. Ma proprio, Vasco, ma tu hai. Dai, casa Filippe, tu trovi la mano. No, Nelio, è del gruppo che bronchi negro! Ehi, Vasco, scusa per so. Non ti preoccupare, Filippe, non ti preoccupare. Quello Giovannino non picchia nessuno, semmai spara. Andiamoci un po' a capire, così ti metti pure un po' in libertà. Sì, però aspetta, Vasca, mi metti sì, mi fa un piacere, e a te cuca. Ecco, ti metti a paura. E mi metto a paura di cani, Ma che paura, Filippe, Killer in da sta casa. È l'unico scemo che mi rispetta. Ah, vai in paura, però dopo si sta a cuscia. Hai capito? Mamma mia!